Ovviamente è diventata una moda disturbare il minuto di silenzio. I cori che avete sentito provenivano proprio dai 300 sostenitori del Torino che occupano la curva alla nostra sinistra. Nardo che tocca il primo pallone, termina a terra avvantaggiato, tutto regolare, Torino che prova a ripartire, Gidai va a vuoto per 2 volte su questo pallone, quindi è Devezze per il Torino che sbaglia completamente il passaggio facendo scattare il Padova. Succi, posizione regolare, entra in aria Succi, poi si perde nel dribbling invece di puntare la porta, e qui il Padova ha avuto una buona occasione davvero per creare problemi alla porta difesa da Bassi. Qui Succi ha cercato il dribbling, ancora Padova che poi mette il pallone in fallo laterale, giocatori a terra. Molto sportivo il gesto del giocatore del Padova, però non si saprà mai se i giocatori quando stanno a terra ci sono o ci fanno, perché qui il Padova poteva sfruttare una buona occasione. In precedenza Succi doveva secondo me puntare la porta, invece ha cercato l'ultimo dribbling e Di Cesare ha avuto la meglio. Sì. Bandierina di destra, la rincorsa di vantaggiato, il cross al centro, mischia in aria, il tiro e la palla va in gol. Il gol del Padova ci sembra che abbia segnato Legati, se non abbiamo visto male, perché il giocatore si era portato in avanti su un'azione d'angolo, non ha liberato il giocatore del Torino, la palla è terminata sul destro di Legati, ripetiamo ci sembra Legati che ha calciato mettendo il pallone all'angolo destro della porta difesa da Bassi, e quindi dicevamo del buon momento del Padova. Al 24esimo minuto si sblocca il punteggio dello stadio Euganeo, Padova 1 Torino 0, e adesso assisteremo sicuramente a un'altra partita. Padova che si abbraccia, Padova che sblocca la situazione, Foschia che a questo punto non è artificiale ma naturale, che incombe sul campo quando mancano gli ultimi 20 minuti. Il Padova si è portato in vantaggio. Sì, è stato Legati che ha recuperato un pallone dentro l'area piccola, è riuscito a girare da ottima posizione, diciamo era a un paio di metri dalla linea di porta. È stato rapido il difensore del Padova, forse molto qualche problema però per la difesa del Torino, che non è riuscita a liberare un pallone che è rimasto lì all'interno dell'area piccola troppi secondi, e poi il difensore del Padova è riuscito a mettere dentro. Legati, difensore di scuola Milan, forse non del tutto esemplare dal punto di vista stilistico, però dotato di grande temperamento. Legati ha messo il pallone in porta per il primo gol in questo campionato, il primo gol con la maglia del Padova. Legati che l'anno scorso ha giocato in B nel Crotone e ha segnato un gol in 40 presenze, prima dopo il Milan dove però non ha debuttato, Legnano, Monaco addirittura e Novara, una breve esperienza quindi anche nel campionato francese con il Monaco. Padova 1 Torino 0, 26esimo minuto, Garofalo cerca di far proseguire per Bianchi, c'è a chiudere l'autore del gol Legati, che adesso galvanizzato ha anche il compito più difficile, ossia quello di marcare il giocatore forse più rappresentativo di tutto il campionato di Serie B, Rolando Bianchi, che tra l'altro ritorna dopo un infortunio. Ancora Torino, Obonna, il rilancio, il colpo di testa a liberare di Crespo, il recupero ancora però di Devezze che entra in area di rigore, Bianchi, il palleggio, il pallonetto ed il gol di Bianchi, un gol strepitoso al 33esimo minuto, è andato a cogliere in controtempo tutta la difesa del Padova, dopo uno stop di petto ha alzato con il destro Cano, rimasto a metà strada, e quindi il pareggio del Torino è stato immediato. E a questo punto, Gennaro, dobbiamo dire, se avessero giocato sempre così sarebbe stata tutta un'altra partita. 30esimo, Padova 1 Torino 1. Beh, grandissimo gesto tecnico di Bianchi, ha controllato il pallone in area all'altezza del dischetto del rigore, ha visto il portiere un po', forse un paio di metri lontano dalla linea di porta, ha alzato un pallonetto con la punta del piede destro, pallone dolce è entrato in porta, ma davvero come dicevi tu il giocatore più rappresentativo di questa Serie B. Grandissimo gol di Bianchi. Eh sì, quando su un pallone difficilissimo, già smorzato con il petto, è andato addirittura a cogliere in controtempo i due difensori che gli erano addosso, Legati e Cesare, e il portiere Cano, che tutto si aspettava tranne che un pallonetto di questo tipo, e allora Bianchi a questo punto ha meritato il suo gol personale, quindi botta e risposta nel giro di 5 minuti. Legati per il Padova al 25esimo, Bianchi per il Torino alla mezz'ora, ultimo minuto di gioco, Torino che va a battere con Rivalta che arriva dalle retrovie, si avvicina un giocatore del Torino, Stevanovic, e poi va come sempre a farsi in contro Bianchi, anche sgrigna, cerca di andare in avanti a Gasbarroni e per poco la difesa
difesa del Padova non si faceva sorprendere, riesce a tenere in campo Legati con un'ottima doppia giocata. C'è ancora il recupero del Torino, c'è un fallo e quindi un calcio di punizione a favore del Padova e probabilmente la partita finirà qui, visto che siamo ormai agli ultimi 20 secondi di gioco. Il Padova batte un calcio di punizione con Italiano, che adesso viene anche disturbato da Gasbarroni. Italiano ha qualcosa da dire all'avversario e anche all'arbitro, ma si perde ancora tempo e quindi ormai siamo negli ultimi 10 secondi di gioco. Battuto il calcio di punizione, Legati, vediamo se il Padova riuscirà a imbastire un'ultima azione di questa partita. Torino che si difende al limite dell'area di rigore, palla che viene data ancora per Italiano, che carica il destro, il tiro e la parata del portiere Bassi, che recupera la posizione, blocca a terra. Adesso guarda l'arbitro, che a sua volta guarda il cronometro e che quindi invita i giocatori ad abbandonare il campo, perché la partita dell'Euganeo finisce. Né applausi e né fischi da parte del pubblico. La partita è stata un po' deludente, vissuta nella fiammata nei 5 minuti nella ripresa, con il gol di Legati per il Padova al 25esimo, il pareggio di Bianchi davvero molto bello alla mezz'ora. Padova e Torino pareggiano 1-1, rimangono in zona medio-alta della classifica, però Gennaro, ci aspettavamo qualcosa di più. Sicuramente sì, qualcosa di più ce l'aspettavamo. Bisogna dire che in quei 5 minuti però si è visto del buon calcio, perché appena subito il gol il Torino ha premuto sull'acceleratore 2 volte Bianchi e poi di testa, e poi Bianchi invece con quello splendido pallonetto che da solo vale il prezzo del biglietto. Sicuramente un colpo di gran classe. Il Padova ci ha provato per tutta la partita, ha ascoltato il suo mister, che predica una squadra sempre attenta soprattutto in difesa, a non sbagliare, a non lasciare troppo spazio alle ripartenze del Torino, che può essere davvero molto pericoloso. Calore è stato ascoltato dai suoi giocatori, certo che in avanti non ha creato quasi niente il Padova. Pari in tutto, pari nel punteggio 1-1, pari nei corner 3-3, Padova che sale a 28 punti con una gara da recuperare, Torino a 33. Da Giuseppe Bisanti, l'augurio di un buon proseguimento di serata.